Questo metodo è nato da un sogno-visione che mi è arrivato molti anni fa e che io poi ho dovuto elaborare chiaramente e capire, perché quando dico che ci arrivano visioni o concetti dall'alto bisogna anche comprenderli per poterli utilizzare. E questo sogno-visione è stato pazzesco, perché è un sogno che è arrivato in una notte speciale dove io ero all'interno di una chiesa in Germania e in questa chiesa in Germania vedo che c'è una funzione dove le persone girano in senso antiorario e chiedo a una persona che mi viene di fronte che cosa sta succedendo e lei mi dice: come, non lo sai, la santa? E dico: la santa? E lei dice: sì, la santa, vada, si avvicini e vedrà che cosa succede. Io arrivo all'interno di questo cerchio che è una forza centripeta, questo è importante, arrivo al centro e vedo seduta accovacciata a terra una donna molto anziana, vestita da suora, ma con 3 pendenti di pietre in fronte. Questi 3 pietre in fronte, che sono una verde tipo smeraldo, un rubino e una pietra bianca molto cristallina, e questa cosa mi colpisce. Quando lei percepisce il mio arrivo vicino a lei, mi guarda, alza la mano destra e mi dice: Giovanna, finalmente sei arrivata, ti ho aspettato tanto. E io dico: come, me? E lei dice: sì, tu vai di là, e a quel punto alza la mano sinistra. Vai di là e dopo io ti parlerò, vengo a parlarti, ti spiegherò, insomma. E io arrivo nella seconda scena del sogno, in questa sagrestia, una sagrestia dove vedo dietro come una bocca di fontana mai secca, quindi con questa quasi colore di tufo, e questa fontana è secca, quindi mi colpisce questa cosa. Sento arrivare lei con un passo deciso, che è questo tum tum tum, questi 8 passi che mi hanno colpito. Lei arriva da me, ma non è più una donna anziana, ma è diventata una donna sulla 40ina d'anni, vestita di bianco, con una camicettina bianca, un pantaloncino bianco molto leggero, molto semplice, si alza le maniche e dice, come l'atto per lavare o di faticare, dice: adesso io e te andiamo a casa mia perché abbiamo molto da fare. Da lì inizia tutta la mia storia, perché io comincio a percepire, perché io essendo una che canalizza e che percepisce le energie sottili, comincio a vedere un simbolo davanti ai miei occhi per giorni e giorni e giorni, che è una stella disegnata in un modo particolare, da dove parte a dove finisce. E questa stella diventa pian piano lettere, poi diventano numeri e poi diventano suoni. E quindi, essendo musicista, io dico che sia il famoso codice, perché io da quando avevo 5 anni parlavo di un codice che avrei tradotto. Questo codice non avrei mai immaginato diventasse un alfabeto alfanumerico sonoro. E questo mi ha permesso poi di creare queste 12 essenze, quindi queste 12 acque frequenziali, che sono date appunto dalla frequenza di ogni fiore. La cosa impressionante è che io non sapevo neanche della sua esistenza, quindi io non sapevo assolutamente che lei esistesse e quindi ho dovuto scoprirla e la sto studiando, la sto scoprendo ora, cioè a me arrivano le idee, le percezioni, le intuizioni e poi trovo un libro che me le spiega.